Auguri, auguri. Lega Nord Legnago Web TV ci sarò, ci sono già stato, ma ci tornerò da vincitori la prossima volta. Ma io direi che insomma è una vittoria della Lega, una delle tante vittorie della Lega. L'unitarietà di questo congresso ha un significato solo, che la Lega punta all'obiettivo, un obiettivo che abbiamo raggiunto in Regione con le votazioni dello scorso anno, con l'elezione del Presidente Zaia e con una maggioranza coesa. Questa è stata la prova, un messaggio che è passato chiaro verso l'esterno e che dice una cosa sola sostanzialmente, che con il nostro segretario federale Matteo Salvini siamo sulla strada giusta, stiamo percorrendo la rotta giusta e con il futuro segretario, cioè Tony Darè, riusciremo anche in Veneto a creare una coesione tale per cui la Lega sarà veramente vincente e imporrà quello che è il suo progetto, il suo obiettivo, la libertà per il Veneto, l'autonomia, ma soprattutto il mantenimento dei 21 miliardi di residuo passivo che versiamo a Roma senza avere nessun tipo di ritorno. Da cosa riparte oggi la Lega Congresso? Lo dice il nostro slogan, scelgo il Veneto, scelgo la libertà. Abbiamo appunto vinto le regionali, stravinto le regionali, ma vogliamo ancora guardare avanti con questo partito che in questo anno è riuscito a crescere come iscritti e soprattutto con un bel progetto politico, autonomia e indipendenza. Un congresso che viene fatto non a caso a Verona. Verona è anche un simbolo, no? Abbiamo vinto le regionali, abbiamo stravinto in tutta la regione e abbiamo avuto un ottimo risultato, non solo nella provincia di Verona ma anche nel comune capoluogo, un comune nel quale si andrà al voto. Un grande saluto, un in bocca al lupo alla nuova TV channel della Lega Nord di Legnago, nella speranza che si possa anche grazie a voi crescere molto di più. Un grande augurio alla TV online di Legnago, sperando che abbia un grandioso successo, ma non ho dubbio che l'avrà, visto che ci sono tecnici, professionisti e soprattutto militanti che si danno molto da fare, quindi tanti auguri alla vostra televisione. Un saluto a Lega Nord Legnago TV Channel. Auguri alla Lega Nord di Legnago TV Channel. Un saluto di buon lavoro alla Lega TV Channel e sono a vostra disposizione per qualsiasi intervista. Auguri alla nuova TV della Lega di Legnago per un futuro importante, roseo, ricco di ogni soddisfazione politica. Un augurio alla TV della Lega Nord Legnago per il lavoro che andrà a intraprendere, quindi io mi auguro che i cui servizi sarà certamente mettere a fuoco tutte le questioni problematiche di territorio e quindi auguri e buon lavoro. Lunga vita a Legnago TV Channel, viva la Lega Nord! Voglio fare gli auguri di cuore con grande passione a questa nuova iniziativa meravigliosa e mi auguro una cosa solo, che ritorni a splendere sul pennone del comune il vessillo di San Marco. Credo che Legnago meriti una giunta d'amministrazione leghista, perché i cittadini meritano davvero questo. In bocca al lupo, ragazzi. Un grande augurio per Lega Nord Legnago TV Channel, sarà senz'altro un successo, come ormai siamo abituati in tutto. Auguri di cuore a Lega Nord TV Channel di Legnago. La città di Verona, dove i veronesi hanno letteralmente premiato il nostro progetto politico.
qualcosa e quindi la prossima volta conto di venire a fare il congresso della Lega Nord Liga Veneta in un palazzetto dello sport con 5.000 delegati, perché non saprete più dove mettere i militanti e i sostenitori. In bocca al lupo a chi avrà incarichi dirigenziali, in bocca al lupo a Tony Darè, grazie a Paolo Dozzo. Se voi non mollate potete avere la certezza che nel mio piccolo, con tutti i miei limiti e i miei difetti, se voi non mollate io non mollo. Viva la Liga, viva la Lega, viva San Marco e grazie per quello che farete. Un abbraccio a tutti, in bocca al lupo e buon lavoro.